Pensiero del giorno, giovedì 31 luglio. Custodiamo l'amicizia. Riaccendere le relazioni. Come in un cammino acceso, le braci devono essere rimescolate in tanto, perché la cenere non le ricopra. Così, di tanto in tanto, dobbiamo rinnovare il nostro proposito di amarci l'un l'altro, per non essere ricoperti dalle ceneri dell'indifferenza, dell'antipatia e dell'egoismo. Chiara Lubich, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno.